Oggi, 5 dicembre dell'anno di grazia 1648, noi del Tribunale di Giustizia condanniamo te, John Stuart, detto il Boia Scarlatto, per efferati delitti. Ti condanniamo a morte per mano degli stessi strumenti di tortura con cui hai ucciso molte vittime innocenti. Hai ucciso perché spinto dall'insana presunzione di essere il giudice supremo degli atti umani. Hai ucciso per odio, un odio folle e assurdo che ti ha sopraffatto, portandoti a far credere di essere un nuovo vendicatore del genere umano, mentre eri soltanto un pazzo assassino. Hai colpito le tue vittime con fredda ferocia, torturandole. No! No! Non riuscirete a uccidermi! Uscirò da qui per vendicarmi! Non potete tenere prigioniera la mia forza! No! Tornerò! Mi vendicherò! No! No! Che questo sigillo chiuda per sempre il tuo corpo e il tuo spirito demoniaco. Che nessuno lo profani, perché tu sei maledetto per sempre, come maledetti sono questi sotterranei. Maledetto il castello che ha visto orrori indegni dell'umanità e che rimarrà isolato nei secoli, finché il sangue delle vittime che tu hai ucciso rimarrà nella memoria delle genti.
Mica male questo castello. Già, non potevamo trovare di meglio. Verranno delle fotografie terrificanti, a dir poco. È quello che ci vuole. Ha un aspetto così tetro. Voi cosa ne dite? Ci sarà qualcuno qui? Qui non ci starebbe neanche un eremita. Io invece trovo che è un luogo ideale per vivere. Ma non sentite che pace, che silenzio. Io vivere qua. Piantatela voi due. Sono curioso di vedere com'è l'interno. Cos'hai, cara? Sei stanca? Non lo so, ma sento che c'è qualcosa che non va. No. Susi, Dai, smettila. solo un bacio. No, lasciami, ci guardano. E va bene. C'è nessuno? Il nostro caro editore ho paura che stavolta me li saluta. Gli ambienti tetri per le sue copertine. Rispondete, c'è nessuno? Se non c'è nessuno vuol dire che è vuoto, allora. Oh, la Palissa ha parlato. Mi chiamo Nancy, non Palisse. Non c'è nessuno. Ehi, di casa! Sembra disabitato. Accidenti. Potevano dirci che qui non c'è nessuno. Ma dobbiamo entrarci ugualmente. Basterebbe scalare quel muro là. Sì, però è bello alto, Nessuno di voi se la sente? Ok. Ci penso io a farvi entrare, ragazzi. Vedrete. Hai avuto fortuna, Pax. Sono gli ambienti adatti per il tuo lavoro. Perry, questo posto non mi piace. Voi hawaiane siete troppo superstiziose. Raul? 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 Cretino! Perché mi devi fare sempre di questi scherzi? Raul? Raul? Non mi fai più paura! I castelli disabitati sono pieni di scheletri. Disabitato? Qui non c'è un filo di polvere. Chi siete? Che cosa fate qui? Chiedo scusa. Eravamo convinti che nel castello non ci fosse nessuno. C'è il padrone di casa. Vorremmo parlargli. Le dispiace condurci da lui? Seguitemi. Andiamo. No, voi di là.
Fermatevi. Perché siete entrati abusivamente nella mia casa? Noi pensavamo che il castello fosse disabitato. A me non piace affatto che la gente venga a disturbarmi. Ci scusi. Sono un editore. Mi chiamo Parks. Daniel Parks. Sono alla ricerca di ambienti particolari per le foto e le copertine dei miei libri. A me la cosa non interessa affatto. Ecco, vede, questo è uno dei miei libri. Mi occupo di romanzi dell'orrore. Le ha detto di non avvicinarsi. Attualmente sto preparando la nuova serie delle vendette di Skeletrick. Io non voglio intrusi. Lasciate immediatamente il mio castello, signore. La prego, cerchi di capirci. Sono diversi giorni che siamo in viaggio. La truppa è molto stanca. Vivo qui perché non voglio vedere gente. Le offro 500 sterline. Ora sta diventando noioso, signor Parks. Le chiedo personalmente scusa per quanto è accaduto. Avanti, ragazzi, in piedi, dobbiamo andare via. Il padrone di casa non gradisce ospiti. Come? No, capo. Sarebbe proprio il caso di smetterla di girare. Uno era moderno, un altro era troppo antico. Qui non ci vogliono, ma ci sarà un castello buono, dico io. Ma allora dobbiamo lasciare il castello, dobbiamo andare via. Che strazio, capo. Sono stufo di guidare. Sono più seccato di voi, ma in questo castello non ci vogliono. Dobbiamo partire per forza. E non dimenticate nulla, eh? Edith. Aspettate. Non è mia abitudine essere in ospitale. Anzi, vi chiedo scusa se prima sono stato così poco cortese. Non era nelle mie intenzioni. Qui nelle vicinanze non trovereste dove dormire. Rimanete pure al castello stanotte, ma dovrete partire domattina presto. Grazie, signore. Sapevo di poter contare sulla sua comprensione. Possiamo fare le nostre foto? D'accordo, ma vi prego di usare discrezione. Io sono molto geloso della mia tranquillità. Ora i miei servi vi indicheranno i posti dove potrete lavorare. Bene, allora forza, ragazzi. Non perdiamo tempo. Svelti, su, svelti. Tu, Dermot, comincia subito i sopralluoghi. Edith, va con lui. Vieni, Edith. Evitate i sotterranei. Il padrone non tollera che qualcuno ci metta a piede. D'accordo. Andiamo, Dermot, su. Porco! Ci hai fatto paura, capo. Andiamo, sono di casa. Fate come se io non ci fossi. Voltati, dobbiamo finire di prepararci. Avete un quarto d'ora per mangiare, poi cominciamo. Gli altri sono già pronti. Puoi girarti adesso. Edith, provvedi che tutto sia in ordine. Non possiamo perdere tempo. Sai, Terry, a me piacerebbe moltissimo possedere un castello come questo. Ti dirò, a me questo posto fa un po' paura. Cosa dovrei dire io con uno scheletro vicino, allora?
chiasso. Da questa parte, dai. Andiamo. Brava. Non ne potevo più. Sembravi morta. Fermi. Ora, Nancy, devi darmi l'idea di un gatto. No, Nancy, questa è una gatta in amore. Io voglio un gatto inferocito. Ma questo non è un gatto. Devi darmi l'idea dell'aggressività, della ferocia, dell'agilità. No, Nancy, non ci riuscirai mai. Proviamo qualche altra cosa. Mi è venuta un'idea. Ah, tu, solleva la gamba. Tu, sollevala. Dai. Dai, sollevala. Ecco, ancora. Tu. Devi darmi un'immagine aerea, leggiadra, soffice, ecco, bene così, sei meravigliosa. No, non così, devi stare su. Ecco, ferma così, da brava, immobile, su, come no, su, quel braccio. Dunque, braccio, testa, quello, quell'altro, tutto a posto. Fermi. No, su con quel delizioso piedino. Tienilo bene in alto. In alto, ho detto. Ma non ci riesco! Sta ferma, Nancy! Devi riuscirci! Ferma! Bene, in equilibrio! Ecco qua. Posso andarmene per 5 minuti allora? No, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. Mettile di là. Sì. Là. Cosa vuole? Vorrei parlare col suo padrone. Non è possibile, non vuole essere disturbato. Gli dica non che è io... possibile. Non c'è che dire. Una strana ospitalità. Tu l'hai visto il padrone? Che tipo è? Ah, non saprei dirtelo. È rimasto sempre nell'ombra. Hai notato le finestre? Sono tutte sbarrate. Deve essere un maniaco se so giudicare bene gli uomini. E di gente strana ne ho conosciuta tanta. Perché continui a occuparti di racconti d'orrore? Rick, perché non torni al giornalismo? Eri qualcuno? Chissà, forse per indolenza, forse per cattiva volontà, non lo so. Erano ben altre le mie aspirazioni. E invece è più facile vendere questa roba. Edith, scusami se sono indiscreto, ma perché volevi parlare con il padrone di casa? Curiosità. Curiosità femminile. Allora, posso andare? Sì, ma solo per 5 minuti, capito, Raul? Va bene. Vieni, Susie. Dove mi porti? Andiamo. Ma dove? Andiamo. Siamo pronti. Ora allontanatevi tutti, ragazzi. Attento, non muoverti, Perry. Solo un momento di pazienza,
Attenzione. Raul, non hai sentito gridare? Ma chi vuoi che gridi qui? Vieni. Ma dove andiamo? Ora vedrai. Che cos'è, Raul? Sembra un sarcofago antico. Guarda, è vuoto. Lasciami. Non ho paura. Susie. Susie. Vieni, Kinuyo. Vieni via di qui. No, non occorre avvertire il mio padrone. Sa sempre quello che accade nel castello. E vi prega di conservare la calma. È una corda molto logora. Non dovevamo fidarci. Cosa conti di fare? Non ne ho idea. Vieni con me. Il lavoro innanzitutto. Ragazze, dobbiamo finire prima dell'alba. Con il povero Perry di là. Ti capisco, cara. Sono più addolorato di voi. Ho un cuore grande così, io, lo sapete, no? Io no. Che cosa dovrei sapere? Che per me il lavoro è una missione. Ma io lavoro per vivere, non per rischiare la vita. Vi offro 20 sterline. Valiamo così poco. 30. Va bene, io ci sto. Anch'io. Allora siamo d'accordo. Rick, guarda qui. Cos'è? È la negativa della fotografia che ho scattato al momento dell'incidente. Povero Perry. Una fine disumana. E questa? C'è una strana macchia qui accanto alla porta. Si direbbe una figura umana. Sì, Rick. Ci avevo fatto caso anch'io. Ma non volevo crederci. Si direbbe una figura umana incappucciata. Uscirà fuori qualcosa? Ah, questo non lo so. Adesso vedremo. Io ho fatto del mio meglio. Devi capire che si tratta di un dettaglio. Questo è il massimo ingrandimento. Certo non sarà molto chiaro.
Infatti mi pare che siamo in alto mare. Qui si vede molto poco. Pensi che sia un difetto della lastra? No, direi di no. Posso vederla? Ho saputo dell'incidente che vi è capitato. Una morte spaventosa, davvero. Non si distingue nulla. Era fuori fuoco. Forse voi non mi crederete, signori, ma io temo di sapere di che cosa potrebbe trattarsi. Avete mai sentito parlare del boia scarlatto? Chi è il boia scarlatto? Il boia scarlatto era un maniaco, un assassino. Fu giustiziato e sepolto nei sotterranei del suo stesso castello. Ed è questo il castello che apparteneva al boia scarlatto. Quando venni qui era disabitato da secoli. Nessuno aveva più osato metterci piede. Un luogo maledetto. L'ideale per me che cercavo pace e solitudine. Forse quella che avete fotografato è la sua immagine. Guai se fosse così. Quando sigillarono la sua tomba, il boia scarlatto giurò che sarebbe tornato a vendicarsi. Era un uomo di una straordinaria forza fisica e spirituale, ossessionato da un ideale di purezza. È ancora lì, sepolto nei sotterranei. Soltanto un sigillo ci protegge dalla sua spaventosa potenza imprigionata. La maledizione. Vedo che voi due già vi conoscete. Non ho questo piacere. Questa è la prima volta che vedo la signorina. Vi chiedo scusa, signori, ma sono un uomo metodico. È tempo che mi ritiri. Buonanotte. Ma non ti pare un po' troppo sfacciato questo costume? No. Hanno distrutto la tua pace, la tua tranquillità. Non sfuggirete alla vendetta del boia scarlatto. Sono curioso di vedere questo famoso boia. Ho l'impressione che il padrone sia un po' picchiato. Anche tu. Se vivessi qui dentro finiresti col credere a tutto. Ecco, è qui che devono aver rinchiuso il boia, secondo la leggenda. Che cos'è? Un sarcofago? No, uno strumento medievale di tortura. La famosa vedova di Norimberga. Questo non è davvero un incidente. Vieni. È come temevo. La corda è stata tagliata. Capisci che cosa significa, vero? Si tratta di omicidio. 2 omicidi. Ma perché? Chi può essere stato? È questo che non riesco a capire. E Raoul dove è finito? Raoul? No, non penso che c'entri in questa faccenda. Ma potrebbe sapere qualcosa, se è ancora vivo. Ecco, tieni questa. Prendi la mia macchina e va al più vicino posto di polizia. E fa presto. Sta tranquillo. E tu? Che cosa conti di fare?
Non è prudente restare qui. Lo so, ma non possiamo partire senza prima aver trovato Raul. Vedrai che me la caverò in qualche modo. Cercherò di sbrigarmi. Tocca sempre a noi a lavorare. Qui sono spariti tutti. Sempre più belle queste ragazze. Guarda se ti piace questa idea, scusa. Non farti accorgere di nulla. Susie è stata uccisa. Cosa? Allora ti va? Certo, certo. Siamo nei guai. Ho mandato Dermot dalla polizia. Non dir niente alle ragazze, non spaventarle. Ma chi può essere stato? Allora siamo d'accordo? Cosa vuoi fare? Voglio vederci chiaro. Aspettatemi tutti qui. Dove va? Devo parlare col tuo padrone. Non vuole vedere nessuno. È molto importante. Devo vederlo. Ho detto di no. Edith, che cosa fai qui? Ti dirò la verità, Rick. Mi riconosci? Certo, è un tuo ritratto. Ma allora tu conosci il padrone di casa? Dovevamo sposarci. Travis era un grande attore. Travis Henderson. Sì, ma non è quello che sparì qualche anno fa. Abbandonò il lavoro. E anche me. Era un uomo strano che non riuscivo a capire. Evitava i contatti con la gente. Anche con me era distaccato. Non ho mai avuto un bacio da lui. Eppure sono certa che mi amava. Non riuscirò mai a capire perché mi abbia lasciata senza neanche una parola. Ora sai perché lo cerco. Ho avuto la fortuna di rincontrarlo e pretendo una spiegazione. Non era curiosità la mia. Edith, andiamo via. Su, vieni con me. Dov'è Kinuyo? L'ho lasciata giù, voleva star sola. Dobbiamo uscire da qui, presto! Ma perché? Che è successo? Corri, presto, Edith! Raggiungiamo gli altri. Dobbiamo stare uniti. Ma perché? Non capisco. Kinuyo. Kinuyo! Kinuyo! Attento, Rick. Se ti avvicini rimarrai ucciso. Vattene, Rick, non c'è niente da fare. Ormai non ho più scampo. Per me è finita, non c'è niente da fare. Vedi quei fili? Sono una trappola. Sono legati a quelle frecce sopra di te. Basta solo toccarli. E partiranno le frecce. Questo ragno ha le zampe avvelenate. Quando mi toccheranno, io morirò. No, no, non farlo! Attento, Rick! È una trappola. Se sfiori i fili, potresti morire anche tu. Basta toccarli! Basta solo sfiorarli!
Attento, Rick! È finita per me. È finita per tutti. Fermati, Rick. È tutto inutile. Rick! Kinuyo! Kinuyo! Aveva ragione, era troppo tardi. Edith, corri da Parks. Fuggite! Lasciate il castello! No, Rick! No, non ti lascio! Va via, ti ho detto! Vattene! Non ti preoccupare per me! Dermot tra poco sarà qui con la polizia! È inutile. Siamo chiusi dentro. No! Parks! Ma si può sapere che succede? E gli altri dove sono? Non lo so, ma non allarmatevi. State calme e venite giù. Avverti Rick. Bisogna trovare una via d'uscita. Rick, è tutto chiuso, non si può uscire! Sta calma, Edith. In qualche modo andremo via da qui. Edith! Edith! Travis! Non ti avvicinare, non mi toccare. Kinuyo è morta. Sei stato tu, Travis. Ora lo so. Sei un assassino, basta! Tu non sei più niente per me, anche se mi sei mancata quando ho abbandonato il mondo. Io sono stato costretto a lasciare la società. L'umanità è composta da esseri inferiori, da esseri deformi, fisicamente tarati, che avrebbero potuto corrompere il mio corpo perfetto.
Io mi sono rifugiato in questo castello per non essere contagiato dai comuni sentimenti. Anche l'amore è un sentimento. Lo dovevo fuggire. Ed è per questo, Edith, che ti ho abbandonata. Non sei che un folle. Un egoista che ama solo se stesso. Sbagli, Edith. A causa tua, ieri sera ho avuto un momento di debolezza. È stato quando ti ho vista. E ti ho detto di restare insieme ai tuoi amici. Ma ho sbagliato. C'è un solo essere che non ha mai avuto debolezze. Il boia scarlatto. Sì, lui ha odiato l'umanità esattamente come la odio io. Osservalo bene, Edith. Il corpo perfetto di un essere incorrotto che si è conservato integro nei secoli nei sotterranei. Io sono come lui e spetta a me continuare la sua missione di vendetta. È il destino che ha voluto questo. Siamo uguali. Ora che avete profanato la sua tomba e spezzato il sigillo che imprigionava tutta la sua potenza, la sua volontà aleggia nel castello. E il suo spirito di vendetta rivive nuovamente in me. Ho cominciato già la mia lunga e atroce vendetta. I tuoi amici cadranno uno per uno. Sono prigionieri nei sotterranei e li aspetta la morte. Adesso, guarda! Sono io il nuovo boia scarlatto! Anche tu pagherai. Travis! Fermati, Travis! Torna indietro! Non contagiarmi col tuo sguardo. Tu! Il boia scarlatto sono io. Il boia è tornato e vi torturerà a morte!
Vi aspettano torture ancora più atroci. Sarà una lunga agonia. Col vostro sacrilegio avete risvegliato il boia scarlatto. La sua vendetta colpirà tutti! Anche Rick morirà. Cosa vuoi da noi? Lasciaci andare. Sei un esaltato. Torna in te. Non fare altre pazzie. Tu sei il padrone di questo castello. Tu non sei il boia scarlatto. Sì! Raul! Aiuto! Mi tolga da qui, la scongiuro! Il boia scarlatto ha costruito il tormento dell'acqua ghiacciata per gli esseri come te. Il boia rivive! Non c'è pietà per nessuno! Sarà la morte a porre fine alle tue sofferenze!
Edith, dove sei? Non ti preoccupare per me. Pensa agli altri. Sono nelle mani di Henderson. Ma sta attento. È un essere pericoloso. Un pazzo. È convinto di essere il Boia Scarlatto. Se non lo fermi tu, ci ucciderà tutti. Sì, ma prima dimmi come posso raggiungerti. Attento, Rick! Che cos'altro vuoi da me? Sei un pazzo assassino, sei un esaltato, un folle pericoloso. Che cosa vuoi fare adesso? Il fuoco purificherà il tuo corpo e la tua anima. No! Essere impuro! No! No, fermo! Stai indietro! Sta lontano da me! Non voglio morire così! No! Torrente! No!
Abbraccia l'amante della morte! No! Stringiti alle sue punte avvelenate! Lasciami, no! Avanti! Abbracciala! No! Sì, Non è l'amante della morte! No! Abbracciala! No! Scappa, Eddie, scappa! No! No! Lasciami! 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 Travis! Anche tu, Edith, pagherai! No! Lasciami! Lasciami! Oh, fermati! Oh, no! Oh, lasciami! Lasciami! Oh. Sei pazzo! No! No! Fermati! Travis! Avete risvegliato il boia. Soffrirete pene atroci. Tutto sistemato. Lo scrittore è morto. Avete ucciso anche Rick! No! Non è possibile! Assassino! Fermati, Travis! Torna in te, Travis! Il boia! No! No! Sono io il boia scarlatto! No, non è possibile. L'ho ucciso. L'ho ucciso io. L'ho visto morire. L'ho ucciso. Non è me che hai colpito. Ed è il cadavere del povero Raul. L'ho messo io sul torrione. Ed è su lui che hai scagliato la tua freccia. Vi ho giocati. Ammazzalo! Ammazzalo, t'ho detto!
mio corpo perfetto, avvelenato dalla mente della morte. Edith. Rick. Il mio corpo puro è stato contaminato. Il corpo del boia scarlatto. Era un pazzo omicida. Credeva di essere il boia scarlatto. E come lui, era ossessionato da un irraggiungibile sogno di purezza assoluta, di bellezza incontaminata. Aveva deciso di continuare la sua opera di vendetta e di morte, forse suggestionato anche dal fatto che aveva scoperto di possedere lo stesso volto dell'antico boia che è conservato in questi sotterranei. Lo stesso volto. Henderson nella sua follia lo aveva costruito con lineamenti identici ai suoi. Il vero boia scarlatto è ormai cenere da secoli. Andiamo via, Rick. Portami via da questo castello. È stato terribile. Non scriverò più romanzi d'orrore. Ho capito che non si deve scherzare con la morte e con i sentimenti.